Ci troviamo sopra la lunetta 13, che fa parte delle strutture difensive di Forte Marghera, quindi ha un vincolo monumentale ed è importantissima sia per la storia di Mestre, perché fu edificata non è frutto del caso quest'area, ma fu edificata dagli ingegneri militari austriaci, fu sede della battaglia del maggio del 1849 per la conquista di Forte Marghera da parte degli austriaci al comando del generale Haynau, e praticamente ha il vincolo storico monumentale simile a quello di Piazza San Marco. Uno dei posti davvero incantati di Mestre. Siamo a Forte Marghera ed è un posto vincolato dai beni archeologici, eppure qui verrà costruito, secondo progetto comunale, un parcheggio con tanto di rotatoria. Contro il progetto del nuovo parcheggio dal costo di 1.500.000 euro, anche l'associazione Amico Albero, portavoce del desiderio di una moltitudine di mestrini. È quello di congiungere Piazza Barche, l'antica posta, che abbiamo lottato anche per l'antica posta, no? Per ricostruirla così com'era, arrivare con una bella pista ciclabile fino a Forte Marghera, quindi in tutta sicurezza, godendosi il Canal Salso sistemato a dovere, e arrivare non a un parcheggio di 300 auto, ma arrivare a un posto dove si arriva a un bel pratone, che si apre questo pratone e si arriva a Forte Marghera. La stranezza è che quest'area verde, pur rappresentando un sito vincolato e tutelato dai beni archeologici, vista anche la sua sorprendente fauna marina, abbia ricevuto l'ok per il cemento in sua vece dalla Sovrintendenza di Venezia, vicenda per la quale ora è stato presentato un esposto in procura. E ci possono essere anche reperti archeologici di età romana, perché proprio qui sotto passava l'antica via Annia.